La decisione presa dal prefetto di Agrigento e dal sindaco Firetto durante il Comitato per la sicurezza e l'ordine pubblico di porre delle limitazioni alla vita serale dei giovani ha suscitato parecchi malumori in città, come ad esempio quella di Giuseppe Di Rosa del Movimento Mani Libere, che afferma come la decisione presa ha sferrato il colpo mortale all'economia agrigentina. Si tratta di un inutile atto di machismo che penalizza oltremodo la nostra terra. Anche l'avvocato Giuseppe Scozzere afferma in una sua nota che quanto deciso darà un colpo mortale alla claudicante economia agrigentina, trasformando il vantaggio ancora una volta in svantaggio. Ma io credo che il sindaco ha buttato col prefetto il bambino con tutta l'acqua sporca. Abbiamo dimostrato noi siciliani, la provincia di Agrigento, la città di Agrigento, un grande senso di responsabilità durante il lockdown. Ai ragazzi è stato detto: ragazzi, ora si può uscire. I ragazzi sono usciti, sono stati in piazza. Evidentemente qualcuno è andato oltre, qualche capannello c'era, ma basta che ci sia un controllo sereno, educato del territorio, e tutto questo andava diradato, andava spiegato, andava capito. Ma penalizzare in maniera drastica i commercianti, penalizzare le attività turistiche, gli albergatori, non solo, ma molte aziende che io assisto mi dicono: abbiamo ispezioni continue, quasi come se il lockdown o quasi come se il Covid l'avessimo portato noi, e questo credo sia esagerato. Io credo che ora lo Stato debba darsi debba dimostrare uno Stato amico, non uno Stato nemico, uno Stato che accoglie, uno Stato che educa, uno Stato che sia comprensivo delle esigenze dei ragazzi, dei meno giovani, delle aziende, dei commercianti, degli albergatori, dei ristoratori, perché vede, questo era il momento in cui noi dovevamo riprendere un cammino bruscamente interrotto 3 mesi fa. Se noi questo cammino avremmo potuto anche riprenderlo prima. Musumeci ha insistito con una politica estremamente ed eccessivamente restrittiva. Noi siamo stati silenti, abbiamo ascoltato lo Stato. Oggi noi avevamo un vantaggio rispetto alle regioni del nord maggiormente colpite. Il nostro vantaggio era che il Covid a noi ci ha sfiorato. La Dea Bendata ha voluto che noi non avessimo questo problema e che questo problema fosse comunque contenuto. Perché il problema del Covid, chiaro, non è tanto quello del fatto che la pandemia è stata quello che è stata. Il problema è averlo potuto meno controllare. Oggi è sotto controllo, oggi è un percorso farmacologico, riesce a controllare. Allora perché dobbiamo oltremodo serrare le fila e penalizzare un popolo che già è stato penalizzato di suo e che continua a pagare prezzi altissimi? Ecco perché io non condivido la decisione del sindaco, non condivido la decisione del prefetto, e io credo che vada revocata, perché questo è il colpo mortale ad un'economia claudicante, in grande difficoltà, un'economia che stenta a ripartire. Stamattina uno degli albergatori è uno di quelli che hanno l'attività di ristorazione a mare, ha detto: beh, io dovevo aprire giorno 6 giugno, ovviamente non apro più. Che senso ha aprire in queste condizioni? Bene, abbiamo azzerato quella piccola ripresa che ognuno voleva e stava cercando di portare avanti. Avvocato, scusi per chiarezza, il provvedimento riguarda solo la città di Agrigento, vero? Per quello che ho potuto leggere dai giornali, sì, riguarda la città di Agrigento, perché nel weekend hanno visto dei ragazzi che stavano a San Leone a parlare, che stavano forse a Piazza Cavour a parlare. Allora questa cosa ha innervosito qualcuno. Beh, io dico: siete andati nei ristoranti? Avete visto cosa c'era nei ristoranti? C'erano 2 tavoli, 3 tavoli impegnati. La gente continua a starsene a casa perché ha ancora questa sorta di timore. La gente si sta dimostrando responsabile. I ragazzi a volte sono un po' meno responsabili, ma va loro spiegato che quel tipo di vita per il momento non è opportuno farlo. Ma cosa c'entra l'attività di ristorazione? Cosa c'entrano gli albergatori? Cosa c'entrano le attività commerciali per essere così tanto penalizzate? Io credo che noi in questo momento abbiamo bisogno di aiuto, quell'aiuto che lo Stato ha detto di darci ma che non arriva, che stenta ad arrivare, quell'aiuto che avrebbe dovuto essere una linfa di sopravvivenza, ma che abbiamo visto alla Regione, questa linfa di sopravvivenza è stata interrotta da una burocrazia lenta e svogliata,
per usare questo. È comodo stare smart working da casa e lavorare quando ti pare e piace e forse anche non lavorare. Il posto fisso è un problema, lo è stato sempre, la fissità del posto, come diceva Checco Zalone. Ebbene, tutto questo crea grande disagio, grande rabbia in chi deve ogni giorno, prima di alzarsi, capire come riuscirà a portare avanti i propri bisogni, i bisogni della propria famiglia, dei propri dipendenti e delle proprie attività.